Chiedo al deputato Pilli se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Grazie Presidente, intendo illustrarla. Come tutti sanno, ormai da 10 giorni la Sardegna è stata funestata da un evento alluvionale senza precedenti che ha avuto come risultato 16 vittime e oltre 60 comuni devastati da questo evento. Io mi permetterò di ripercorrere molto velocemente e molto succintamente quello che è accaduto, perché c'è la prima fase del cordoglio, c'è la seconda fase della emergenza, della ricostruzione, ma vi è anche quella della ricerca delle responsabilità che non possono sfuggire e che devono essere messe in campo, verificate e accertate, proprio per evitare che ci possano essere ulteriori drammatici eventi come quello che si è registrato in Sardegna. Drammatico evento che è stato, come molti di voi sanno e come sa perfettamente il Governo, era stato puntualmente indicato dalla Protezione Civile Nazionale già nella giornata precedente al giorno dell'evento stesso. Si è discusso molto sul grado di allerta che è stato diramato dalla Protezione Civile Nazionale verso la Protezione Civile regionale e dove si è evinto che in quel elevato richiamo della criticità non ci fosse soltanto un problema filologico della parola elevata criticità, ma ci fosse una sostanziale attenzione rispetto a quelli che potevano essere i risultati di quella situazione. Ed è su questo tema che io mi voglio per un attimo soffermare. Si è detto che l'elevata criticità non aveva una codificazione dei possibili eventi e dello scenario d'evento che poteva registrarsi in Sardegna. In realtà non è così. Già da domenica pomeriggio si sapeva che quello scenario d'evento, catalogato appunto come elevata, poteva generarsi secondo quello che è scritto nel codice automatico di diramazione dell'allerta appunto. E si legge nel codice conosciuto e parametrato dalla Protezione Civile. Si prevedono intensi fenomeni di erosione e alluvionante, estesi fenomeni di inondazione con coinvolgimento di aree distali al corso d'acqua, connessi al passaggio della piena e dovuti a puntuali fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini. Ma c'è di più. In questo codice è scritto quali possono essere gli effetti e i danni. Cioè domenica pomeriggio a oltre le 13 si sapeva quello che si stava rischiando per le successive 24 o 36 ore e si scrive nel parametro della elevata criticità, danni alle attività agricole, agli insediamenti residenziali, industriali, sia prossimali che distanti rispetto al corso d'acqua. Ma si aggiunge danni o distruzione di centri abitati, di rilevati ferroviari o stradali, di opere di contenimento, regimazione o di attraversamento. Ma si aggiunge anche possibili perdite di vite umane e danni a persone. E cioè domenica pomeriggio i centri della Protezione Civile nazionale e quella regionale sapevano che il giorno dopo ci sarebbe potuto essere un evento idrogeologico della rilevanza tale per cui si poteva prevedere la perdita di vite umane. Questo è un fatto che oggi richiama la responsabilità non solo dello Stato, ma io credo in maniera puntuale della stessa Regione Sardegna, perché se oggi dovesse malauguratamente verificarsi lo stesso fenomeno, noi non saremmo in grado di attivare quelle procedure che consentirebbero di intervenire in termini puntuali per gestire quelle 15-16 ore dell'evento che si è verificato nella giornata del 18. E io cercherò, lungo il percorso di questa mia prima illustrazione, di spiegare per quale motivo è indispensabile che il Governo, questa è una delle richieste poste, possa intervenire in termini di commissariamento laddove le responsabilità che fossero accertate nella mancata gestione dell'allerta, della diramazione dell'allerta e della consapevolezza
che quello che stava succedendo non era un effetto ordinario, ma vi era una straordinarietà che non poteva essere sottovalutata e che meritava, almeno per quanto riguarda le vite umane, considerato che l'evento climatico e l'evento meteorologico era di rilevanza assolutamente imponente, che si mettessero in campo azioni rilevanti. E dico questo perché c'è un fatto eloquente che riguarda la diga, per esempio, sul Posada, la diga di Torpè. Era una diga che già da tempo sotto osservazione perché non aveva gli scarichi di superficie, non aveva le paratie e quindi era possibile attivare soltanto gli scarichi di fondo. Ma se quel bacino idrografico si prevedevano superiori cadute d'acqua oltre i 300 mm previsionali che si faceva in quelle ore, si sapeva che quello sfioro poteva essere raggiunto in brevissimo tempo. Per quale motivo già da domenica pomeriggio non si è attivata lo scarico di fondo che consentisse a quella diga di poter contenere l'acqua in arrivo dal bacino idrografico, che era misurabile, che era in qualsiasi modo perimetrabile e appunto come tale verificabile nel dettaglio? Bastava una semplice operazione matematica per capire che quel bacino avrebbe tracimato, portando devastazione e morte. Quindi ci sono responsabilità. Chi è che non ha attivato nella linea di comando, nella catena di comando della Protezione Civile, il servizio idrografico regionale? Chi non ha attivato il servizio dighe nazionale per obbligare già da domenica pomeriggio quell'intervento? Cito questo episodio perché è, diciamo così, l'apoteosi della catena spezzata del comando su una fase emergenziale delicata come quella che si è verificata in Sardegna. Perché se gli enti superiori non sono stati in grado di attivare tra se stessi e in questo caso la stessa Regione non è stata in grado di comunicare all'ufficio a fianco quello che stava succedendo e comunicarlo all'ufficio, al Dipartimento Dighe nazionale, è evidente che qualcosa è successo e qualche negligenza gravissima si è assolutamente verificata. Perché poi è facile scaricare sui sindaci, sulle pubbliche amministrazioni che stanno sul territorio, che certamente avrebbero avuto bisogno di ben altro supporto da parte sia dello Stato ma anche e soprattutto da parte della Regione Sardegna. Regione Sardegna che risulta essere da 10 anni, dalla data di approvazione, il 27 febbraio del 2004, degli indirizzi operativi sulla protezione civile, totalmente scoperta del centro di coordinamento, del centro operativo rispetto al tema dell'emergenza di protezione civile. Quindi di fatto una negligenza che va in termini immediati riparata con interventi anche dello Stato, laddove fosse necessario anche di natura commissariale, perché non si può pensare che si possa davvero ripetere quello che è successo sul piano delle vite umane. E mi fermo a queste perché credo che il numero, le 16 vittime, siano un numero talmente rilevante e grave che non può passare sotto attenzione. Bisogna accendere i riflettori sulla gestione di quelle ore e individuare puntualmente la responsabilità. E aggiungo, a questo si deve aggiungere che è indispensabile sul piano della valutazione degli interventi messi in atto in quelle ore la gestione sul piano, diciamo così, operativo della sussidiarietà. Perché la protezione civile dal febbraio del 2004 ha un'articolazione molto precisa, lo Stato, la Regione e i Comuni. Io penso che occorra intervenire in termini immediati, chiari, netti, decisi, senza perdere una sola ora di tempo per convenzionare la protezione civile nazionale con tutte quelle aree che possono essere sostanzialmente messe sotto allerta attraverso le compagnie telefoniche per attivare una messaggistica che possa consentire, laddove ci fossero questo tipo di allerta, di non avere altri passaggi se non quelli diretti tra l'allerta e il cittadino stesso, con quelle precauzioni, con quegli elementi che possono dare la contezza. Se avessimo avuto una messaggistica telefonica in quelle aree a rischio, dicendo che non bisognava uscire di casa e stare ai piani alti, non mettersi nelle
nelle strade, in quelle strade che erano a rischio, molte vite umane le avremmo salvate. E non penso che nel 2013 questo possa essere un traguardo impossibile, visto che in molti paesi europei, proprio attraverso questo tipo di sussidiarietà orizzontale, passando dal passaggio dei poteri dallo Stato alla Regione e ai Comuni, si arrivi a quella orizzontale, puntando a raggiungere appunto i cittadini direttamente, che possono essere in maniera rapida allertati e messi in condizioni di intervenire senza perdere tempo. Vi è nella interpellanza poi una questione importante, sostanziale. Servono 100 milioni subito e se la legge di stabilità verrà confermata in tal senso ha già adempiuto a questa richiesta rispetto a quei ridicoli 20 milioni stanziati inizialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di emergenza. Servono immediatamente quelle risorse finanziarie per i risarcimenti e per la ricostruzione. E occorre che non si dilatino i tempi nella definizione dell'ammontare, perché tutti voi sapete e il Governo sa che in questi giorni si stanno definendo partite finanziarie rilevanti che sono dai fondi di coesione, che riguardano il pregresso del settennio 2007-2013, ma che riguardano anche quello successivo, che non possono essere gestiti in queste fasi dimenticando o omettendo che in Sardegna serve almeno 1 miliardo per la ricostruzione e per il risarcimento. Risarcimenti di cui nessuno sta parlando. Ci sono procedure nazionali che sono state adottate, messe in campo, per esempio per i terremoti, che prevedono le perizie giurate. Bene, si dica in maniera chiara, lo faccia oggi il Governo, che servono le perizie giurate e non lasci nell'incertezza i cittadini, le imprese, le aziende agricole che non sanno come dovranno essere risarciti. Occorre una procedura univoca che si possa oggi definire per evitare che tutto quello che è successo, tutto quello che è stato danneggiato venga e passi nel dimenticatoio, perché sappiamo che vi è una tesi per cui si lascia passare un po' di tempo perché poi tutto questo viene sostanzialmente dimenticato. Non possiamo e non dobbiamo consentirlo. Quindi stanziamenti certi sui fondi comunitari, sui fondi statali, perché per altre regioni gli interventi sono stati in maniera puntuale e decisa. Altro punto che l'interrogazione pone in maniera molto chiara e netta, le responsabilità sulla ricostruzione e sull'emergenza. Io credo che bisogna anche in questo caso fare un'opera di sussidiarietà, e cioè far sì che i sindaci possano avere i poteri commissariali in capo per il proprio territorio comunale, cioè possano bypassare il patto di stabilità, possano intervenire con procedure di emergenze accelerate e possano disporre di tutti quegli strumenti, di quei mezzi che sul territorio comunale o anche territoriale possono essere disponibili. Occorre affidare a quei sindaci non soltanto la responsabilità di rispondere a determinate cause, a determinate situazioni e regole, ma anche dargli attraverso il commissariamento le potenzialità, gli strumenti per poter puntualmente operare. I sindaci sono in trincea e non si può consentire che restino soli. Occorre dargli, se lo Stato e la Regione non sono in grado di stargli a fianco come vorrebbero, di dargli almeno i poteri perché possano intervenire. Quindi questo che è stato già fatto negli anni passati, ricordo nel 2002 per l'emergenza idrica, affidando ai sindaci quel ruolo e quelle competenze che sono della Presidenza del Consiglio dei Ministri in termini di protezione civile e di interventi su questo fronte. L'ultimo tema che voglio sottolineare è quello della condizione insulare della Sardegna. Vedete, in uno dei passaggi della comunicazione fatta nei giorni scorsi dal prefetto Gabriele alla Commissione Infrastrutture, Territorio e Ambiente della Camera, si dice che nelle successive 24 ore all'evento sono state allertate forze di protezione civile di altre regioni italiane. Credo che già questo lasci intendere che non può essere che la Sardegna su eventi di questa natura possa attendere l'arrivo di mezzi e uomini dal resto del Paese. Occorre
pensare a quello che succede in tutte le aree insulari, in tutte le regioni insulari nel mondo, in Europa, in quelle più evolute soprattutto, dove esistono mezzi di soccorso che sono dimensionati e sono dislocati in una regione insulare per le condizioni. E cito soltanto il caso dei vigili del fuoco discontinui, che non sono stati attivati. Occorre che in Sardegna si metta in campo un'azione puntuale perché gli stessi strumenti dello Stato vengano rafforzati e vengano messi in campo utilizzando appieno tutte le risorse umane che sono disponibili, facendo un corpo di emergenza straordinaria in una regione insulare che non può permettersi di perdere altre 48 ore dall'arrivo di altri mezzi rispetto a un evento così drammatico come quello che ha subito.